Allora, Ivan Granatino, devo fare una premessa, no? Ivan Granatino mi piace molto, lo dico veramente senza problemi. Grazie mille. Ecco, anche perché questa trasmissione, quando l'abbiamo pensata, era nata per la gente comune, cioè io avrei voluto qui salumieri, infermieri, avvocati, contadini. Poi mi sono scontrato con i fratellini Marigliano, e tu sai che i fratellini Marigliano sono i re, ecco, della musica napoletana. Quindi in realtà grazie ai fratellini Marigliano io ho conosciuto quasi tutto l'ambiente insomma neomelodico, lo chiamo così, ma non tutto è neomelodico, anzi al contrario. Ci troviamo quasi sulla stessa situazione. Ora, Granatino, tra una banda di persone, io credo che sia probabilmente l'unico giovane che ha veramente delle cose da dire che non siano melodiche, attenzione, che non siano melodiche. Grazie. Cioè tu non ci fai scendere il cuore nelle scarpe a differenza degli altri. No, il io cuore... non amo scendere. Lo so, questo lo so. Senti, ti volevo chiedere, tu sei originale o una riproduzione? Ma guarda, io penso che quasi tutto il mondo dello spettacolo è una riproduzione, perché la musica è un continuo riprodursi delle cose, perché non si può dire io mi sono inventato una cosa perché ci stiamo 100.000... Certo. Hai capito? Certo. Cerco forse rispetto agli altri tanti giovani che si ritrovano come me in Campania a percorrere questa strada. Forse seguo un genere diverso, seguo altre cose. No, più che in genere un suono diverso. Un suono, sì. Perché per esempio ti posso fare l'esempio, no? Sì. C'è una canzone neomelodica napoletana che si chiama Buon compleanno, sì. scritta da Rosario Armani, che è un grande successo di Alessio. Sì. Dopo Buon compleanno, in realtà Buon compleanno è stata riprodotta e riscritta 1 milione di volte, no? Perché cercando di ottenere quello stesso effetto. Tu sei l'unico tra i giovani che non ha cercato di riprodurre Buon compleanno. Perché? Perché non sei un melodico? No, perché vado proprio alla ricerca delle cose nuove. Io vengo fuori, ho sempre seguito Franco Ricciardi da piccolino, perché Franco l'ho sempre visto uno degli artisti che faceva tutto quanto diverso dagli altri. Però io credo che Ricciardi una punta di melodico ce l'ha, tu non c'hai manco quella punta. Ecco, questa è una cosa interessante. Allora, una tua canzone si chiama Resta con me, dove tu preghi questa ragazza, la preghi, ti prego, resta con me. Ecco, allora, ammettiamo che tu voglia scrivere il contrario, cioè vira roteniai. Quale frase adotteresti? Non sono sicuro del mio amore, oppure non ho tempo per l'amore? Non sono sicuro del mio amore. È capitato? Sì, a me è capitato. Ma come si fa? Quando si è sicuri di un amore, secondo te? Io penso che si è sicuro quando stai bene con quella persona, che ci vuoi stare sempre. Anche in silenzio, insomma. Anche in silenzio, sì. Perché poi il problema è il silenzio. Sì, quella è la cosa più importante. Sai, chiusi in una stanza con la persona che vorresti o che vuoi o che hai e non hai un cacchio da dire, lì diventa... Allora, ci sono le invasioni tenerose, ti faccio vedere un bambino da YouTube, un po' particolare, un po' cicciotto, ma secondo me fa grande tenerezza. Come piacciono a me. Ecco, guarda la clip, guarda. In realtà si capisce che sta cantando, se sta cantando una canzoncina di Natale, un pezzetto da una ninna nanna. A capire, però mi è arrivata la sua simpatia e mi ricorda tantissimo mio nipote quando era piccolino. Ah, è così? Sì, era così, quasi uguale. Lo troviamo su YouTube, tuo nipote? No, non lo troviamo su YouTube. Senti, però, insomma, questo istinto, questa sua, diciamo, non me ne importa niente, probabilmente anche il coraggio dei genitori, lo rende un numero uno. Tu quando ti sei sentito un numero uno? Dopo aver ascoltato A Storie Maria o dopo aver conquistato la tua ragazza?
Guarda, ancora mi devo sentire mai il numero uno né quando è uscita la Storia quando Maria. hai scritto a Storia Maria, che hai pensato? A Storia Maria abbiamo scritto perché a Storia Maria è stata scritta insieme a Franco e Mariano Alfano. Niente, ho pensato, sinceramente pensavo che era un pezzo che funzionava al di là della Campania, pensavo che era un pezzo che funzionava più sul nord Italia che non qua, che il sud Italia. Invece è successo il contrario, perché la Storia Maria, io devo dire la verità, è un pezzo che io non ci credevo così tanto, perché lo vedevo già un pezzo forse molto che si allontanava dal genere, da quello che solitamente si canta, da quello che solitamente si canta. Poi invece devo dire la verità, è stata una grande gioia vedere il fatto che il pubblico napoletano ha accettato questo pezzo con una grande, con un grande entusiasmo e niente, sono contento di questa cosa. Poi tu e Franco, significa che non è vero che bisogna cantare solo, scrivere Buon compleanno 3 milioni di volte. No, non voglio dire buon compleanno. Non lo dico io, certo. No, perché Buon compleanno per me è un manifesto, attenzione. Cioè, quando ne parlo non ne parlo male. Cioè, fin quando ci fermiamo a Buon compleanno va tutto bene. È una canzone melodica. C'è da dire che già prima di Buon compleanno ci sono tanti pezzi scritti. Beh, certo, però se penso ad una cosa più... Non è che è iniziato da Buon compleanno, non la voglio dire. Sto parlando con un ragazzo giovane, quindi se penso ad un giovane che ha cantato una canzone melodica poi ricopiata, penso a Buon compleanno e quindi penso ad Alessio. Senti, però volevo dire, tu e Franco in qualche modo mettete insieme un po' un pubblico diverso, che è un pubblico neomelodico, ma è anche un po' il pubblico dei Cosang, no? Sì, guarda, non ti so dire che tipo di pubblico. Io la cosa bella è che vedo la cosa che succede nei concerti, che quando giriamo con il tour ci sono un numero di fan che sono sempre quelli là, la prima fila. Gli affezionati, chiaro. E devo dire che noi attiriamo tantissimo un pubblico di maschietti, più maschietti che femminuccia. Ed è una forza. Sì, questa è una forza perché il maschietto forse ti segue veramente l'aspetto musicale, quello che... E duri di più. Sì, penso che dura di più perché la femminuccia, io c'ho un sacco di fan è attratta dal che erano viso, fan no? di altri artisti, poi sono uscito io che gli piaccio, che ne so, gli piace di più ed è diventata una mia fan, perché la maggior parte delle ragazzine seguono più il fatto estetico, la camicetta, la magliettina, poi sul fatto musicale puoi cantare... Non è sempre vero, non è sempre così, però è vero che lì in generale le donne sono attratte prima di ogni cosa, semmai parliamo di ragazzine, parliamo di ragazzine. Bene, quando sei felice te ne accorgi o pensi che sia solo un caso? No, me ne accorgo. Ha un rumore la felicità? Sì. Che rumore c'ha Granatino? A me mi arriva che mi batte forte il cuore. Del tipo? Del tipo che mi sale l'ansia. No, dico proprio il rumore, fammi il rumore. Ecco, per esempio, allora la tristezza... Come l'intro di Cuore Nero, ce l'hai presente? Ma dico, e invece la tristezza che rumore c'ha? La tristezza ha un rumore ben diverso, la tristezza ha un rumore melodico. Melodico? E che c'ha? Fammelo sentire sto rumore melodico. Non mi cantare Buon compleanno, però dico che rumore c'ha sta tristezza? Vabbè, posso cantare un sacco, però non voglio fare casinotti, dai. Però veramente sono curioso di una cosa. Pensa ad una canzone melodica napoletana, escludiamo Buon compleanno perché ne abbiamo già parlato, ecco. Ma se io te lo chiedessi, che mi canteresti tu? Allora, dei pezzi melodici napoletani, perché... Ivano, un pezzettino, voglio sentirlo dalla tua voce, al posto di yo-yo, fammi una roba melodica. Vabbè, ci stanno tanti pezzi, io come melodia ascolto tantissimo Gragnaniello. Gragnaniello, e penso che l'ultimo album, che sono 7 mesi che lo ascolto in macchina. Quello per te è il... Sì, quello per me è la vera melodia, e diciamo che è la poesia che mi arriva, è la poesia, che c'è un pezzo che si chiama Umar, ed è una cosa spettacolare. Io penso che poche persone possono scrivere come Gragnaniello, perché forse è uno degli ultimi poeti che abbiamo a Napoli. D'accordo, alzo le mani. Senti, ti faccio vedere, adesso ci sono le invasioni ingorde, io ti faccio vedere dalla rete un disegno animato di un signore che si chiama Simon Dogg, che in qualche modo c'entra con te. Sì. Guarda la clip. Guardiamocelo.
Allora, Dico c'entra con te perché tu hai fatto un video un po' disegnato, giusto? Sì. Dove appari, sparisci Sì, in questo è un disegno. questo è un video che ho voluto fare un esperimento perché l'ho realizzato io con un amico mio che si chiama Danilo Turco, e ho realizzato questo video prendendo sempre un'idea, lo spunto, il fatto che non c'è quasi, io sono sincero, non c'è quasi niente di inventivo, di cercare, io vado alla ricerca dell'idea, però seguendo sempre, che ne so, video su YouTube. C'era un video che a me piaceva tantissimo. In poche parole, nulla si può inventare, ma tutto si può trasformare. Si può trasformare, rendendolo sì, in altra cosa. infatti. Senti, a proposito del cane lì, dei disegni che mangia fino al punto di non potersi muovere più, Sì. quindi le invasioni ingorde, è proprio una domanda stupida, ma proprio imbecille. È meglio un uovo oggi o una gallina domani? Meglio una gallina domani, forse. Ecco, non avevo dubbi. Senti, allora, le facce, quella è la telecamera. Non sono tanto bravo. Lo so, immagino. Ma mi diverto, sai che c'è un po' di sì. cazzimma in me. Sì. Allora, incontri Franco Ricciardi per strada che fa finta di non vederti. Che faccia fai? Non mi ha visto. No, perché la faccia sembrava chi stai scema. Invece, no, a questo volevi dire. No, questo volevi dire. Bene, poi Nino D'Angelo canta a Sanremo a Storie Maria e dice: la canzone l'ho scritta io, è tutta mia. Lì. Io credo che tu arriveresti un attimo a Sanremo con l'auto per dire 2 parole a Nino D'Angelo. Sì, vabbè, Nino D'Angelo. Lasciamo perdere Ivan. Cioè, io sono cresciuto con Nino, devo dire la verità. Quindi... È uno che stimo tantissimo artisticamente. Non lo farebbe mai. Però stimo il Nino di Schiave Re ad oggi. Ad oggi, bene. Ti rubano il nuovo Mini Cooper. Io non so se tu abbia tu hai una macchina, una Mini Cooper? Ce l'hai proprio? Un Mini Cooper, sì. Ma siete autori, siete meravigliosi. Ti giuro che quando me l'hanno scritto ho detto: voi siete convinti che lui ha... E invece questi devo dire che sono uno che non ama le macchine, però il Mini Cooper è stato un sogno che avevo da... È la macchina che piace anche a me, ho capito tutto, volevo capire, te la l'ho realizzato, poi mi facciamo fermo, una basta. cosa, io salgo nella tua Mini Cooper, metto in moto e me ne vado, che faccia fai? Ah, non è la faccia di come Franco Ricciardi, chi stai scema? No. Allora, la fase finale, siamo alla fine, volevo sapere le domande che si fanno tutti, ci sei? Sempre. Chi sei? Sono un ragazzo che ama la musica, un obiettivo ben chiaro, sì. E sono sicuro che un giorno raggiungerò questo obiettivo. Ecco, ci ripensi mai? Sempre, tutte le cose che faccio. Tutto? Le mie idee, i miei pezzi. Quante volte torni su una canzone tu? Tantissime volte, tantissime volte. Devo dire che c'è un disco che è quasi finito e c'è un sacco di cose da cambiare, e penso che... Ma che sono le cose da cambiare? Le parole, gli arrangiamenti, le melodie? Cos'è da cambiare? Guarda, capita, che ne so, capita pure che canto un pezzo e non mi piace la dizione e lo voglio ricantare, capita che un testo c'è un giorno che mi arriva, poi lo ascolto dopo un po' di giorni e non ti piace più. E non mi piace più. Sono cose che succedono un po' a tutti i ragazzi che fanno musica. Allora, in qualche modo ce l'hai detto già, e quando esce sto disco? Perché... Allora, questo è un disco che uscirà, penso, dopo l'estate, ottobre, uscirà questo mio nuovo disco. Niente, è un disco che io ci credo tantissimo perché ce la sto mettendo tutta in questo disco. Si può verificare un po' tutta la mia maturità. Sì. Su questo disco, perché è un disco che è ben diverso dal disco che è uscito 3 anni e mezzo fa, 4 anni fa. Cosa farai? Canterai in turco? Che farai? No, canterò in lingua madre, in italiano, semplicemente. In napoletano no? Sì, ci sono dei pezzi in napoletano che entreranno sempre in questo disco. Bene. L'ultima cosa, prima di mandarti via, tu credi di stare sulle scatole ai tuoi colleghi? Guarda, penso di no, però io sono visto un po' come il ragazzo che vuole snobbare questa... Quindi ti rifaccio la domanda. Tu pensi di stare sulle scatole ai tuoi colleghi? Mi auguro di no, però penso di sì. Bene, balliamo, non finisce, continua, ballia, viva la verità!